Però qua non bisogna fare la polemica sull'IMI, perché non è sbagliato quel concetto, è sbagliato quest'altro concetto. E quindi ci ritroviamo poi a fare la guerra tra poveri. Quindi noi dobbiamo vedere il reddito di cittadinanza come una misura di dignità, prima di tutto, di normalità, io direi, non tanto di normalità, perché come ha detto prima Nunzio, esiste in tutta Europa. Non è che possono venire da noi a dirci sempre in Europa funziona così, anche in Italia. Questa sui mutui, di cui parlerò a breve, della possibilità di escludere direttamente la garanzia della banca in autonomia diventa sceriffo, potrà escludere la nostra garanzia, il nostro bene immobile. E ci dicono in Europa è così. E io gli dico sì, ma in Europa avete reddito di cittadinanza, anche in Europa è così. Cioè non potete, non si può, non possono utilizzare l'Europa solo per ciò che conviene. Il problema del... prima anche Nunzio ha parlato di una cosa, cioè perché in Sicilia, siamo siciliani, perché in Sicilia abbiamo avuto questa esplosione degli LSU, dei lavoratori socialmente utili? Perché in Sicilia abbiamo avuto 17.000, in Sicilia come in Calabria, come al sud principalmente abbiamo avuto 17.000 forestali. 17.000 forestali. Perché se tu un lavoratore gli cerchi il voto, questo è tutto da politici, gli cerchi il voto, gli devi risolvere un problema. Se quel problema glielo risolvi definitivamente, non potrai più andare a chiedere il voto. Se il contratto di lavoratore socialmente utile sei costretto a rinnovarlo di anno in anno, tu per ogni anno tieni queste persone all'inside. Riuscire a dare un reddito, una dignità a una persona permette di evitare questa tipologia di ricatto, permette di evitare che entri in determinati discorsi nella criminalità organizzata, che sia facile preda di determinate associazioni, ma soprattutto che sia una persona libera. Noi continuamente abbiamo, anche col Job Act, giocano su questa cosa, riduciamo perché il ricatto occupazionale, c'è il ricatto occupazionale. Se tu a una persona invece dai la dignità, dai la possibilità di essere una persona libera, che comunque anche nei peggiori periodi della vita un piccolo sostentamento dallo Stato ce l'ha, io vi posso, cioè, ho la certezza, possiamo anche essere tutti pessimisti, ma io credo negli italiani, io ci credo. Cioè possiamo anche non crederci, perché poi la maggior parte delle accuse proprio non ci fidiamo neanche più di noi, invece è sbagliato. Io mi fido degli italiani, molto più dell'80, del 90%. Ci dipingono in un determinato modo, ma forse lo fanno apposta a dipingerci in questo modo. C'è qualcosa che non va in quello che hai detto, però non è questione di fidarsi degli italiani, è che gli italiani sono messi in gabbia e non possono esprimere quello che sanno, o quello che potrebbero produrre, o quello che è il loro entusiasmo di essere vivi, diversi di altri paesi che sono morti a livello intellettuale. Allora siamo vivi, quindi ci dovremmo fidare. Guarda, io ti dico una cosa, io artigiano dovevo andare in pensione a 60 anni con 35 anni di lavoro, ne ho 65 e io sono invisibile. Dimmi tu. Ma lei cosa fa? Continua a combattere? No. Sì, io sono al movimento, continuo a combattere, però senza entrate, e quindi io lavoro in nero. Però io di lei mi posso fidare? Mi devo fidare? Lei è una persona per bene? Beh, fino a prova contraria non ancora. Lei non sta lavorando a nero ora? Certo, lo esprimo con tanto di megafono, dico a tutti, finché le tasse che esistono. Lei lavora a nero per una questione di sopravvivenza? Esatto. Stiamo parlando di ho scelto anche. Poi si sta parlando di persone che vogliono lavorare a nero non per sopravvivenza, cioè noi stiamo dipingendo gli italiani come persone che in qualsiasi modo vogliono arruffare e cercare di lavorare a nero e non pagare le tasse. Secondo me non è così. Questo perché quando c'è stata la crisi di banche, quando c'è stata la crisi del Banco di Napoli, queste 4 banche che sono scoppiate e hanno fatto pagare obbligazioni agli azionisti. Fino agli anni 80 c'è stata la crisi del Banco di Napoli, famosissima. Invece di cartolarizzare i crediti come hanno fatto ora, hanno recuperato il 98% delle rate non pagate, il 98%.
E già a quei tempi si discuteva, i soliti al sud non pagano, non vogliono pagare, gli hanno dato la possibilità di pagare, hanno pagato. L'Agenzia delle Entrate l'anno scorso ha tirato fuori una statistica secondo la quale l'87% delle persone che hanno avuto una ristrutturazione del proprio debito, un nuovo piano di ammortamento, hanno pagato. Allora sono gli italiani che sono dei furbi o ci hanno messo in determinate condizioni e allora sembra ci guardiamo e ci facciamo la lotta tra di noi? Io ho fatto l'imprenditore, ho lavorato, ho fatto il pizzaiolo, ho lavorato in banca, ho fatto un po' di tutto nella mia vita. Sono stato anche in cassa integrazione. Come funziona la cassa integrazione e la mobilità? Funziona che io ero a Roma, lavoravo a Roma, a un certo punto azienda va in cassa integrazione. Io devo pagare casa, giusto? Devo pagare un affitto, devo vivere, senza stipendio non vivo, non mi dai neanche il TFR perché c'è una situazione, l'azienda era in crisi, quindi c'è una situazione di cristallizzazione. Allora non ho il TFR, non ho uno stipendio, torno giù in Sicilia. Mi chiamano dai centri per l'impiego, dal centro per l'impiego a Roma per ottenere la cassa integrazione. Io dovevo partire dalla Sicilia, dovevo andare a Roma ogni settimana per farmi 3 ore di corso inutile. Al professore non gliene fregava assolutamente niente. Cioè, questo è il sistema che abbiamo oggi. Basta fare un salto così da Italia a Svizzera, sembra di andare all'altro capo del mondo. Cioè amici che ormai i miei amici sono quasi tutti in Svizzera, al nord comunque in Svizzera. Cioè, non esiste, io dovevo portare, di me non sapeva niente il centro a Roma, a Dragoncello, non sapeva niente di me. Niente, la residenza, dovevo portare tutta la documentazione io. Vai in Svizzera, anche per aprire un'azienda, tu parli con una persona. Poi sono quelle persone che parlano con i vigili del fuoco, con tutte l'HCCP, sono loro. Noi siamo andati alla SOGEI, sono in Commissione Finanze, ancora oggi, nel 2016, noi non abbiamo i database tutti incrociati, lo stanno finendo, il prossimo anno finirà. Il prossimo anno la SOGEI avrà i dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Territorio, della Sanità, perché fa la tessera sanitaria la SOGEI. Noi oggi abbiamo, Nunzio ha dovuto trovare un ingegnere che ha fatto un sistema per mettere i dati per capire se è normale che con la tecnologia, con i centri per l'impiego che hanno costruito ora, è normale che chi è lì in politica mi dice non ci riesco perché non sei capace di pensare a un nuovo modello di centro per l'impiego. Ma basta che vai, non devi neanche pensarlo, basta che vai in un paese vicino al tuo, come abbiamo fatto noi, in più paesi, vedi come funziona, capisci che ormai nel 2016 ci sono applicazioni che ti costano 2 euro e probabilmente 20 anni fa te ne costava 10.000, quindi riesci a gestire le risorse informatiche con molta più facilità. È troppo lento però il cambiamento che stai parlando. Rispetto alle sicuramente non è veloce, sicuramente il centro per l'impiego, quanti soldi abbiamo messo l'anno? 2 miliardi. Abbiamo messo 2 miliardi l'anno, 2 miliardi di euro l'anno per rimettere in piedi i centri per l'impiego. Che poi la gente parla, loro parlano, faccio questo, faccio quest'altro, sì, ma i soldi dove li metti? Vanno buttati via. Noi abbiamo trovato anche i soldi, abbiamo pensato anche a quello che dice lei, perché sappiamo che non è che domani pigliamo il centro per l'impiego e lo rendiamo efficiente, ci vorranno un tot di anni e ci vogliono un tot di soldi. Però non c'è, in Svizzera o in Olanda, sempre uomini sono sempre uomini, sono sempre uomini. Sì, non sono arrivare lì, anche quando siamo partiti, quando siamo partiti, ci dicevano sì, arrivate lì e non restituite più i soldi. Arrivate lì e siamo arrivati lì, io sto restituendo i soldi come ho promesso, così come lo fa, come il primo giorno fino ad oggi. Li stiamo dando alle imprese, cioè, insomma, determinate cose. Non mi vedo con nessuno fuori da quel palazzo. Mi chiamano, ci chiamano, banche, non ci andiamo mai, non vogliamo avere niente a che fare. Volete le proposte? Volete portarci le proposte? Ce le portate, ce le mandate per email, venite in audizione alla Camera e noi le valutiamo. Cioè non è che quello, perché non c'è, non si può fare. Non è così, se no noi non avevamo neanche senso di esistere. Cioè arrivare lì in 150
mai entrati in politica, fuori da ogni schema, da ogni partito, con nessun legame. Io ho venduto la mia azienda, avevo un'azienda, l'ho venduta. Tutti noi facevamo altri lavori, la maggior parte di noi facevano altri lavori, non li fanno più. E se ti invitano a cena ci vai? Come? Se ti invitano a cena ci vai? No, non ci vado, non ci vado. Mai andare a cena, mai andare a cena. Ma cioè, poi le cene sono pericolose. Oltre al reddito di cittadinanza vi parlo un pochettino dei miei temi, che sono le banche, il microcredito. Il microcredito vorrei più ne parlasse. Dov'è il ragazzo? Ecco. Poi vorrei, dopo delle banche, puoi spiegare tu. Abbiamo il primo italiano che ha usufruito del microcredito del 5 Stelle, che sei di 90, no? No. Di dove sei? Di Oreggia. Quindi poi ci spiegherai un po' tu qual è l'iter. Meno male, quello che vi posso dire oggi è che il nostro obiettivo sul microcredito è quello di cercare di spingere un po' di più i confidi e meno le banche, cioè cercare di arrivare a una soluzione nella quale sia il confidi che riesce a realizzare l'istruttore della pratica dall'inizio fino alla fine, fino all'erogazione del credito. Punto. Questo è quell'obiettivo che ci vogliamo porre noi, perché ad oggi abbiamo solo ed esclusivamente Intesa e Unicredit, sono i due big più altre piccole banche che stanno operando un po' più speditamente rispetto agli altri, però sinceramente quando li abbiamo incontrati, abbiamo incontrato i vertici di Unicredit, io ci sono rimasto male, ne parlavo prima, cioè io ci ho lavorato in questo settore, lo conosco. Nel momento in cui vieni da me e mi dici però l'istruttore è un po' complicata perché c'è sempre quel 20%, cioè tu hai un finanziamento per l'80% coperto dallo Stato con una garanzia di cui sei sicuro e ancora stiamo lì a preoccuparci del 20%, quando io studio il settore bancario e so che quelle famose sofferenze di cui si parla per ora, questi prestiti non pagati, 200 miliardi che sono le banche stanno chiudendo, questi prestiti per il 70% sono fatti da finanziamenti superiori ai 5 milioni di euro. Quindi non stiamo parlando del piccolo, del microcredito, del mutuo, non stiamo parlando di quello, stiamo parlando di altro. Stiamo parlando della Del Tongo, che era vicepresidente, era nel consiglio di amministrazione di Banca Etruria e riceve 15 o 20 milioni di euro che non paga. Del porto di Imperia, in cui le banche perdono 150 milioni di euro. Stiamo parlando di quelle sofferenze, non di queste. Quindi quando tu vieni lì e ti preoccupi di un prestito che ha un 80% liquidi di garanzia statale, allora è meglio che ti devo levare, perché so che il mercato delle banche sta diventando un'altra cosa. Sì. Vi do alcune perché ce l'abbiamo con le banche, che poi non è neanche come si chiama? Sì, quella dopo. Perché ce l'abbiamo non ce l'abbiamo con le banche, ce l'abbiamo con queste banche, perché il sistema bancario, il penultimo, quindi quello che va dal 1936 al 93, ha funzionato bene. È una legge che ha fatto, tra altre cose, Mussolini, una legge di Mussolini, quella del 1936, ma forse l'unica cosa buona che ha fatto, perché quella legge dava allo Stato il reale controllo, la reale sovranità del sistema bancario. Cos'è un sistema bancario? Il sistema bancario è semplicemente una cesta nella quale chi ha i soldi, i depositanti, mette i soldi, dall'altro lato chi ha una buona idea, una buona impresa, li prende e li utilizza per far crescere il tessuto economico di tutti quanti. Questa dovrebbe essere la banca. Questa era la banca. Si divideva tra banche di breve periodo e medio e lungo periodo. Questo cosa significava? Significava che se hai depositi dei cittadini italiani puoi investire o in titoli di Stato, titoli sicuri, o in prestiti ad imprese che tu hai verificato e hai la responsabilità di verificare. Oggi la banca invece può entrare nell'azionariato delle imprese, quindi c'è commistione tra banca e azienda, cosa folle, assolutamente non doveva mai esistere, ma non solo, la banca può fare tutto. La banca può comprare i derivati, può utilizzare i tuoi soldi. Ero a Vicenza prima di essere qui al 90 Padovana e raccontavo come la banca di questi azionisti che hanno perso praticamente tutto, la loro banca ha preso 250 milioni di euro
e li ha dati a un fondo lussemburghese con sede a Malta, che su 250 milioni, anzi su 350 insieme a un altro fondo lussemburghese, hanno perso 100 milioni di euro. 103 milioni di euro su 250. Quindi hanno preso i soldi dei depositi che dovevano utilizzarli per darli alle imprese del territorio, per darli a un fondo lussemburghese con sede a Malta, che investiva in aziende di costruzione di Alfio Marchini, candidato a Roma, la maggior parte sono le sue, con una società che ha la sede nel comitato elettorale di Alfio Marchini a Roma, che ha avuto 11 milioni di euro, che è successo a Renzi con Banca Etruria. Anche lì ci sono stati finanziamenti particolari. Questi collegamenti tra banca e politica lasciano sempre. Quindi tutto questo sistema, che io non odio, ripeto, ma amo, perché so come dovrebbe funzionare, ed è un sistema che serve a tutti, ed era pubblico fino al 92, lo sapete? Quanti lo sanno che fino al 92-93 il sistema bancario era pubblico? Non lo sapevo, è una cosa. Come? Anche Banca d'Italia, su quello se volete. Ora ne parlo un secondino di questa della proprietà di Banca d'Italia. Comunque il sistema bancario era pubblico. Non dico che dobbiamo farlo tornare tutto pubblico, però il sistema bancario era pubblico perché era si sapeva che era di interesse generale quel tipo di operazione, cioè usare i risparmi per creare nuovo denaro. Oggi il sistema è totalmente privato e le banche in Europa lavorano assieme ai parlamentari europei. Cosa hanno fatto a favore dei cittadini italiani e cosa contro? Allora, questa è una direttiva. Voi sapete, ieri siamo stati al MEF, abbiamo incontrato il sottosegretario Baretta per chiedergli di ritirare il decreto, perché stanno facendo una cosa molto molto pericolosa. Infatti un magistrato che si occupa di esecuzioni immobiliari mi ha chiamato, è tra l'altro del centro studi esecuzioni immobiliari, e mi ha detto questa frase che io cerco di ripetere: la giustizia è fatta di bilancia e di spada. Noi abbiamo voluto negli ultimi anni dare la bilancia anche ai privati con gli arbitrati per poter decidere, però la spada deve rimanere in mano allo Stato, perché noi oggi con questa norma stiamo dando la possibilità alla banca privata, dopo 7 rate, di prendere il nostro bene in garanzia, venderlo, non c'è scritto con quali procedure, a che prezzo, quindi potrebbe venderlo, il bene vale 100.000 euro, mancano 30.000 euro, potrebbe venderlo a 30.000 euro, per come è scritta la direttiva. Sono 7 rate non successive. 7 rate non consecutive, sì, questo era già previsto, però usano proprio quelle 7 rate non consecutive, quindi per qualsiasi altro problema un giudice avrebbe capito è stata male, è stata in ospedale, però insomma avrebbe capito, la banca non lo può fare. Quindi invece di 100.000 lo vende a 30.000 euro, e questo magistrato mi diceva potrebbero finire anche in mani di criminalità organizzate o di persone vicine alle stesse banche. In più la banca cosa farà? La banca non interesserà più scoprire se il cliente, il merito creditizio del cliente, cioè se il cliente potrà pagare, non gli interesserà più. La cosa che interesserà alla banca è vedere quanto vale quel bene e quanto lo potrà prendere, e aspettare che il cliente paghi le giuste rate, i primi 2 anni magari di rate, e ha fatto bingo. Noi, tra le altre cose, se poi andiamo a leggere la direttiva in inglese, che noi dobbiamo fare quando sono le direttive, il trucco è questo: leggersi la direttiva originale in inglese, poi leggersi i vari recepimenti nei vari paesi. C'è un lavoro, non è una cosa semplice, però là ti rendi conto allora del vero significato della direttiva. La direttiva in realtà parla di rendere lecita la possibilità di utilizzare il bene per ripagare la garanzia, per ripagare il debito residuo. Dice questo, di renderlo lecito. Non dice di dare l'autorizzazione a un privato, una banca che tra altre cose è in conflitto di interessi perché c'è lei nel contratto, cioè non dice di dare alla banca la possibilità di escludere direttamente il bene, quindi di fare una procedura esecutiva, un privato che fa una procedura esecutiva.
Infatti leggendolo in inglese ci rendiamo conto che non è neanche quello che il legislatore europeo voleva fare. E dice, ma che altro quella dopo? Che altro abbiamo fatto da poco sulle banche? Non so se lo sapete, ma penso che molti avranno un mutuo e quando l'hanno contrattato probabilmente gli avranno detto che era legato all'andamento di un tasso, e il tasso Euribor. Allora c'è stata una sentenza della Commissione europea che ha condannato ad 1 miliardo e 700 milioni di euro 4 banche internazionali: Barclays, Société Générale, Royal Bank of Scotland. Queste 4 banche hanno pagato 1 miliardo e 700 milioni di euro, però ad oggi, 2013 se non sbaglio, ad oggi ancora non c'è la sentenza pubblicata. Questo cosa significa? Che se tu italiano hai subito una truffa sul tasso Euribor, se pubblicano quella sentenza puoi fare causa, se non la pubblicano no. Ti vuoi rimanere. Giusto? Allora noi cosa abbiamo fatto? Siccome sono passati 2 anni abbiamo fatto un question time. Padoan è venuto in aula, noi gli abbiamo chiesto semplicemente: ma volete andare in Europa a dire di pubblicare questa sentenza? Perché sono circa 30 miliardi di euro di cittadini italiani rubati a causa di questa manipolazione. 30 miliardi di euro di soldi nostri. Il ministro ci ha risposto, lo cercate tranquillamente su internet, question time Euribor, e ci ha detto: no, ma così potremmo ledere gli interessi delle banche. Cioè, ma ancora non l'avete capito allora? Scusa. no, noi l'abbiamo capito purtroppo. Questo è il... Ma chi sono queste banche che ci dovrebbero... Chi è poi l'istituto centrale che ci dovrebbe vigilare? Perché questa è proprio l'apoteosi di tutto. Banca d'Italia. Queste sono le quote della nostra banca centrale. Allora, noi abbiamo Intesa San Paolo e Unicredit che fanno oltre il 50% di partecipazione azionaria della nostra banca pubblica. Ma come pubblica? Allora loro giocano, intanto come sono ritornati in mano, come sono andati in mano privata, perché nella legge del 36, se poi la riprendete, c'è scritto che le quote di Banca d'Italia possono rimanere in mano a casse di risparmio, banche di interesse nazionale e banche pubbliche. Poi ci sono gli istituti di assicurazione e voi dite: ah, allora già i privati potevano averlo. No, perché c'è una legge del 29 che dice che se sei un'assicurazione puoi scrivere istituto solo se sei pubblica. Quindi insomma tutti quelli che potevano detenere le quote di Banca Italia erano pubbliche, erano istituti di diritto pubblico. Allora nel 93 hanno privatizzato il mercato delle banche pubbliche che avevano le quote di Banca d'Italia. Man mano si compravano le banche e quindi si impadronivano delle quote della banca privata. Poi si fondevano, Intesa e Unicredit in questi anni hanno comprato di tutto e sono arrivati ad ottenere il 52%. Quindi il 52% del vigilante che li dovrebbe vigilare. Il 52% del vigilante che li dovrebbe vigilare. Non solo. L'anno scorso, 2 anni fa, hanno detto, questo non l'hanno detto, lo dico io, le quote dal 1936 fino al 95, quindi oltre 60 anni, circa 60 anni, sono state in mano pubblica e mai nessuno ha pensato, anzi c'è stato un referendum, una proposta di aumento, c'è stata una proposta di legge che prevedeva la rivalutazione delle quote. Banca d'Italia rispose di no, prima degli anni 90, rispose di no. Perché giustamente le quote di una banca pubblica, cioè, che cosa ci vai a valutare? Che ti interessa valutarle? Non hai interesse a valutarle, a rivalorizzarle. E allora loro invece dal 90, quando se le sono comprate a 156.000 euro, 96-97, nel 2013 arriva Letta: no, le quote di Banca d'Italia vanno rivalutate, non possono valere ancora 156.000 euro, devono valere 7 miliardi e mezzo. 7,5 miliardi. Intanto la stima partiva da 5 fino a 7,5. Loro cosa hanno scelto? 7,5. Non solo,
Quindi i soldi non si trovano mai, 7 miliardi e mezzo li abbiamo trovati, 2 miliardi sono andati a Intesa San Paolo, 1 miliardo e 5 a Unicredit. Non solo, noi gli abbiamo detto, ma questi qua prendono dei dividendi, ogni anno sulla Banca d'Italia pigliano dei dividendi e pigliano 70 milioni di euro di dividendi, ma perché gli diamo i dividendi? No, ma sono azionisti. Ok, ma non è con questa legge ne prenderanno di più. No, anzi abbiamo modificato, effettivamente se vedevi il calcolo era peggiorativo. Allora, sapete l'anno dopo quanti dividendi hanno preso? 380 milioni di euro. E l'anno scorso? 340 milioni di euro. E siamo a 720 milioni di euro. 720 milioni di euro potevano essere i soldi per ripagare almeno gli obbligazionisti di queste 4 banche colpite. Abbiamo fatto la proposta, ce l'hanno bocciata. Vi dico l'ultima e chiudo. Molti vi diranno, perché poi è bello che uno tira fuori le cose e poi dall'altro lato vanno su internet e ti cercano la risposta. Poi tu te la studi meglio, vai di nuovo lì e gli rispondi. Allora, loro cosa dicono? Sì, però sono solo quote, hanno solo in mano le quote, non è che gestiscono la banca, non è che gestiscono la Banca d'Italia. Sapete dove sta il trucchetto? Nello statuto di Banca d'Italia. C'è un organo che si chiama Consiglio Superiore di Banca d'Italia. Il Consiglio Superiore di Banca d'Italia ha dei consiglieri. Da chi sono nominati i consiglieri? Dagli azionisti. Quindi il 52% è teso di credito. Ok, però i consiglieri non hanno potere sul governatore. Dove c'hanno il potere sul governatore? Se leggiamo lo statuto, il nome del governatore, quindi di Visco, può uscire solo dal Consiglio Superiore. Loro giocavano, no, ma lo nomina Renzi, poi il presidente. Sì, ma il nome che tira fuori Renzi deve uscire dal Consiglio Superiore. Chi decide lo stipendio del governatore? Il Consiglio Superiore. Chi decide lo stipendio del direttore, del vice direttore e dei vice direttori? Il Consiglio Superiore. Voi dite, vabbè, ma ha dei limiti, 220.000 il limite del giudice della Corte? No, è indipendente Banca d'Italia, non ha limite. Quanto prende il governatore di Banca d'Italia? 495.000 euro l'anno. Li tengono o no? È il collare. Li tengono o no? Sono indipendenti da Intesa San Paolo Unicredit o no? Siamo nati ieri, però come dice qualcuno. Invece sulla bad bank volevo, perché se ne parla tanto, però nessuno lo spiega. A bad bank, secondo chi l'ha costruita, chi l'ha progettata, dovrebbe servire per risolvere il problema di queste sofferenze bancarie. Intanto mi prendo un secondo per spiegare cos'è una sofferenza bancaria. La sofferenza bancaria, in poche parole, cosa significa? Avete sentito che di queste 4 banche si è parlato del 17,6%, no? Si è parlato che le sofferenze sono state svalutate al 17,6%. Cosa significa? Significa che se Nunzia aveva un debito nei miei confronti, io sono la banca, aveva un debito Nunzia di 100 euro, la banca a un certo punto, quando Nunzia inizia ad avere dei problemi e non paga, trasforma questo credito che ha nei suoi confronti, gli cambia nome, lo chiama prima incaglio e poi sofferenza. Sofferenza quando si rende conto che non recupererà, io non li recupererò più questi 100 euro, cioè difficilmente li recupererò. E allora Banca Centrale Europea con Banca d'Italia, con questo provvedimento, hanno detto, sapete cosa c'è? Tutti quelli che dovevano dare 100 euro come Nunzia ad Alessio, non, quei 100 euro non valgono più 100 euro, valgono 17 euro. Cioè noi da quei 100 euro al massimo recupereremo 17 euro. Questo intanto ci sono 2 follie. Uno, che è una svalutazione, se tu mi svaluti un credito da 100 a 17 euro, soprattutto per quegli importi, mi fai saltare la banca. Questo è ovvio. Quindi se tu mi mandi commissari obbligatoriamente nelle banche a fare queste svalutazioni, sappiamo che le banche saltano. Secondo problema, ma quei 100 euro che abbiamo parlato ora di valutazione, difficoltà anche nella valutazione, chiedono le garanzie, hanno bisogno delle garanzie, ma non siamo andati venuta da me e mi ha chiesto i 100 euro. Io avrò fatto un business plan, no? E avrò fatto un piano finanziario, avrò valutato la sua garanzia.
Di solito quando si fa un bene si dà l'80% dell'immobile, giusto? Quando si fa un mutuo, danno l'80%, il 70% del valore dell'immobile. Quindi c'è un immobile dietro. Quindi come si è arrivati a 17 euro? Niente, la realtà è che non sono 17 euro, ma sicuramente sono qualcosa in più, a meno che non ci sono dei amici degli amici, come è capitato, e prima parlavo di Alfio Marchini, altre persone che hanno preso dei finanziamenti e sapevano di non pagarli, e quindi li metti tutti quanti nello stesso calderone, quelli che non paghi e quelli che paghi. Però la bad bank dovrebbe risolvere questo problema, giusto? Cosa fa invece la bad bank? Che cos'è la bad bank? La bad bank intanto è un'entità che attualmente ha la sede dentro Banca d'Italia, quindi non è che è una banca, una struttura, è un ufficio. Questo ufficio cosa fa? Prende questi 100 euro che Nunzia mi doveva, che sono diventati 17 euro di valore, me li impacchetta e li trasforma in un nuovo titolo che si chiama ABS, poi tutti i termini, Asset Back Security, tutti i termini complicati. Questo pacchetto, quindi questi 17 euro che sono diventati ora un pacchetto di ABS, me li vendi nel mercato. Quindi tu, in poche parole, cosa stai facendo? Mi stai creando un mercato nel quale si scommette se Nunzia pagherà o meno i 17 euro. E questa bad bank la stai facendo con la garanzia dello Stato. Quindi non serve la bad bank a risolvere il problema delle sofferenze. Se vuoi risolvere il problema delle sofferenze, vai dai vari, intanto vai a vedere come sono stati dati questi crediti, dov'è la garanzia, vai a fare un po' di arresti e fai il tuo lavoro, perché devi farlo e devi dare un messaggio, perché questa gente truffata deve avere un messaggio allo Stato, perché se sono state truffate 130.000 persone, qualcuno in galera deve finire per forza. Seconda cosa, vai a gestire il credito in sofferenza. Vedi quelli di Carife, gente che lavorava dentro gli uffici di queste sofferenze che NPL, quelle non performing loans, di queste sofferenze, ci dicevano: noi sono anni che diciamo all'azienda, ma gestiamolo internamente, gestiamo queste sofferenze, quanto mi deve dare Nunzia? 100 euro, andiamo da Nunzia, facciamogli un piano d'ammortamento e gliene chiediamo 70, gliene chiediamo 60, cerchiamo di chiudere, cerchiamo di lavorare sulla sofferenza. Non creiamo una banca che alla fine mi fa semplicemente delle scommesse su dei crediti che forse verranno pagati e che ho svalutato un po' troppo. Anche perché se non pagano, cioè, qualcuno che ha comprato ci perderà. Cioè, tu mi stai mettendo di nuovo nel mercato dei titoli come quelli del 2008, rischiosi. Quindi cosa stai facendo? Mi stai sposta, invece di concentrarti, anche perché la direttiva dice questo, circoscrivere il problema, no? Il problema è lì, il problema è, per esempio, in Banca Popolare di Vicenza, è lì, cerchiamo di, queste sofferenze, andiamo lì, cerchiamo di capire cosa è successo, risolviamole in un altro modo. Se io le prendo e le sposto, poi avrò questa sofferenza a Banca Popolare di Vicenza un po' in Cina, un po' in Australia, quello che è successo con i subprime, nuova bolla speculativa. Quindi in realtà la bad bank è semplicemente un luogo nel quale si faranno delle scommesse su vecchie sofferenze di altre banche, punto. E tutto questo mercato si fa. Come mai si fa? Ora poi mi dite, ma perché lo fanno? Perché c'è gente che ci vuole guadagnare, perché su ogni cosa che viene piazzata, ogni titolo che viene piazzato c'è una commissione. C'è il mercato non è che lavora gratis, non è che lavori gratis. Ma scusi. L'ultimo e finisco. Bini Smaghi. Banca Etruria aveva 5 giorni prima del 21 300 milioni di euro di sofferenze che sono state vendute non a 17 euro ma a 45 euro 5 giorni prima. A chi? A una società che si chiama Credito Fondiario. Allora mi vado a studiare, vado a fare il CERVED, la visura a questa azienda, vado a scoprire tutte le società satellite e trovo la società principe è la Tages Holding di Londra. Vado a vedere chi sono i proprietari della Tages Holding e mi ritrovo Lorenzo Bini Smaghi. Chi è Lorenzo Bini Smaghi? È uno dei tre che è stato scelto per fare gli advisor
per queste 4 nuove banche, cioè quelli che dovranno trovare i finanziatori che si comprano le 4 banche messe in vendita. Non solo, quali sono le 3 società che si sono presentate per prima per comprare queste sofferenze? Tutte londinesi, perché poi è lì il mercato. Una è la Dagis Holding di Lorenzo Binismaghi e la seconda è quella di Davide Serra. Sapete chi è? Fondo Algebris, primo finanziatore della Leopolda e via dicendo. Si creano nuovi mercati finanziari nei quali c'è opacità, perché le sedi sono in paradisi fiscali, il luogo in cui c'è il segreto bancario, il luogo in cui c'è il segreto societario, e lì è più facile fare i loro affari. Maradona, la pubblicità, la cosa delle Iene, quando l'hanno chiamato per fargli fare la pubblicità, gli ha detto sì, la gente, e poi non si sa se c'è tutta una causa dietro, la gente gli ha detto semplicemente sì, se tu vuoi che però ti venga a fare la pubblicità in Italia, mi devi fare un'operazione estero su estero, bonifico estero su estero. La corruzione andrà tutto là, perché lì è difficile controllare. Scusate se mi sono... Adesso io volevo farti un'altra domanda. Per quanto invece riguarda la riforma delle banche di credito cooperativo, che è un altro punto. Le popolari abbiamo capito come si muove Renzi, che le vuole portare in SPA. Anche qua. Anche con le banche di credito cooperativo, perché con le banche di credito cooperativo sta facendo la stessa identica cosa. Secondo me il ragionamento che ha fatto è stato questo. Infatti, manca a farla apposta, è arrivata una norma che dice che se tu hai 200 milioni di euro, tu banca, hai 200 milioni di euro di patrimonio, banca di credito cooperativo, non entri in questa holding, ma ti puoi fare da sola la tua SPA. Quindi il trucco qual è? Le banche di credito cooperativo, le popolari, non erano aggredibili dal sistema bancario, finanziario, da Intesa, Unicredit, solo per essere aggredite dovevano trasformarle in SPA. Le banche popolari più grandi le hanno trasformate, le banche di credito cooperativo, le più grandi le stanno trasformando, le più piccole, e qua è proprio secondo me l'essere diabolici, le più piccole cosa hanno detto? Ma io devo mandare un commissario in ogni banca, devo mettere ogni piccola banca di credito cooperativo in difficoltà e poi andarmene a comprare una per una. Ma scusami, faccio una holding unica, faccio credere ai cittadini che mantengo il sistema cooperativo perché le banche che fanno parte della holding unica rimangono banche di credito cooperativo, però la holding la faccio diventare un SPA e guarda caso, se vado a leggermi gli interstizi del decreto, leggo che la holding, oltre a poter indirizzare l'attività economica di tutte le banche, che quindi le trasforma in SPA praticamente tutte, non solo, sa cosa può fare la holding? La holding può rimuovere gli amministratori delle singole banche di credito cooperativo, è cosa che poteva fare, ci può fare Banca d'Italia, ma fino al 92 neanche Banca d'Italia poteva fare lo Stato. E tu prendi e rimuovi, e allora mi stai dicendo che tutte le banchette di credito cooperativo piccoline me le vuoi trasformare in SPA con più facilità. Questa holding, cioè la circolazione di moneta era legata alla quantità d'oro ritenuta dal paese e si svalutava, più ne stampavi, l'oro rimaneva sempre quello, più ne stampavi meno valeva. Poi c'è stato un passaggio successivo con un accordo internazionale, si è passato dal gold exchange standard al dollar exchange standard e quindi tutti i paesi si sono accordati per far sì che non fosse più l'oro ma fosse il dollaro e che il dollaro fosse l'unico titolo legato all'acquisto del petrolio. Infatti se un paio d'anni fa è scoppiato lo scandalo perché volevano iniziare a comprare l'oro i cinesi con la loro valuta, stava scoppiando il caos. Oggi noi non siamo più proprietari della nostra moneta. La nostra moneta fino al 1981 veniva stampata, tra virgolette, veniva stampata dalla Banca d'Italia, che era pubblica. Quindi diciamo che anche se non più legata all'oro, anche se io preferirei, ma anche se non più legata all'oro, comunque una Banca d'Italia pubblica che acquistava direttamente
il denaro. Come lo acquistava? Lo acquistava con un'operazione che si chiama anticipazione bancaria, anticipazione o sconto bancario. Infatti quando dicono ma prima Banca d'Italia poteva partecipare alle aste, poteva comprare, così lo Stato era facilitato perché obbligava Banca d'Italia a comprare titoli, questa è una falsità e basta leggersi la legge, perché nella legge c'era chiaramente scritto che Banca d'Italia aveva possibilità di acquistare titoli dello Stato in anticipazione fino al 14%. C'è una percentuale, era troppo alta, la abbassiamo. Oggi abbiamo dato la possibilità invece, oggi come si stampa il denaro? Il denaro lo stampano le banche private, perché, dovremmo entrare nello specifico, però in poche parole, la banca quando prende i depositi e accumula patrimonio, ci sono diverse tipologie di patrimonio di classe 1, ma non è importante, accumula patrimonio, in base a quel patrimonio, in base a 10 di patrimonio, può prestare 100. In base alla classe della banca? Sì, il CET1, il famoso parametro che però di cui si parla tanto. Però detto, si chiama moltiplicatore dei depositi, cioè io metto dei depositi e posso moltiplicarne e prestarne più di quanti ne ho. Infatti perché si dice se dessimo tutti quanti in banca a ritirare i nostri soldi non ci sarebbero? Perché in realtà i nostri soldi sono 10, quelli creati sono 100. Tutte queste monete, questi soldi, in realtà non è moneta legale, quindi base monetaria, ma è moneta bancaria, promessa di pagamento. Lo so, è dura, è così. Il deposito bancario non è il deposito, perché nel codice civile il deposito significa che io ti do una cosa in deposito, tu la tieni, nel momento in cui te la chiedo tu me la ridai indietro così com'è e non la puoi utilizzare. Non è che puoi utilizzare, ti do una macchina, non è che tu domani prendi e ci vai in giro, esci là, quando te la chiedo me la ridai. Il deposito bancario nel codice civile non è così. Deposito bancario significa che tu depositi quel denaro all'interno di una banca e lo dai in disponibilità alla banca. In poche parole, in realtà è un prestito. La banca poi scriverà nel tuo conto corrente più 100 euro, ma di promessa di pagamento. Quella è una promessa. È una scrittura contabile, è una promessa, lo dice questo è il codice civile. Però diciamo non è, se il sistema bancario è pubblico, è sano, se la Banca d'Italia è pubblica, non è male, se i dividendi di fine anno vanno a Banca d'Italia e quindi vanno a tutti i cittadini italiani, non è un male. Però se vanno sempre gli stessi, esatto, quello è un problema. Infatti perché la promessa di pagamento, chiudo, perché la promessa di pagamento dici, ma è una promessa, perché l'accettiamo? Perché ci fidiamo della banca. Ci fidiamo del sistema bancario, no? Effettivamente ci fidiamo. Quindi tu ti fidi, cioè quella moneta è legale ed è valida perché viene accettata. Infatti il problema del bail-in, quello per cui ci lamentiamo noi anche nel sistema bancario, non è solo un attacco così, è proprio anche una paura. Cioè se loro continuano a incutere questa mancanza di fiducia nei cittadini e veramente accade qualcosa alle file degli sportelli o quant'altro, poi il sistema bancario non regge più, perché se gli levi i depositi non può fare i prestiti. È una battaglia dura ma va affrontata con lucidità e senza dire fesserie, perché purtroppo su questi temi, infatti mi piacciono le domande che almeno ne parliamo, a volte c'è qualcuno che esagera, però dobbiamo essere, infatti l'ultimo chiudo. La cosa che ho ragionato è il limite del contante. Noi abbiamo un limite al contante, no? Prima era 12.500 euro, poi 5.000, 2.500, ora 3.000. Però se in realtà è così, cioè che le banche sono private e il mio deposito è un prestito, e infatti sopra i 100.000 non me lo danno, proprio perché non è un deposito, è un prestito, la banca è fallita e quindi ti garantisce che almeno 100.000 te li dà, per questo fino a 100.000. Allora se io
Mi sono perso. Ah no, sul limite del contante. Se io Stato metto obbligo i miei cittadini ad avere un limite, perché più di 1.000 euro non posso prendere neanche lo stipendio, quindi devo per forza metterli in banca, è come se lo Stato ci sta obbligando a fare dei prestiti a dei privati. È questo. Non voglio fare, però se ci ragioniamo un attimo, avere un limite in un sistema fatto così, con il sistema bancario privato, anche l'uso del banco, devi per forza, sei obbligato, lì addirittura peggio perché sei obbligato ad andare tra Visa e Mastercard. Noi abbiamo un progetto per un sistema di pagamenti pubblici, perché in Svizzera si discute, no, in Lussemburgo, scusatemi, una sentenza ha dichiarato, e infatti il governo ha già presentato la proposta di legge, lo stanno già votando, il fatto che il sistema bancario non deve far pagare le commissioni. Visa e Mastercard, che sono le banche, non devono far pagare le commissioni perché il sistema bancario si regge già così com'è con i costi che ha, così dice la sentenza. Quindi questa cosa che noi paghiamo il 3% per ogni transazione a Visa e Mastercard è ancora peggio di quello che vi ho detto prima.